La polizia locale scatta a campione le foto di alcune vetrine in centro e smaschera un commerciante che vuole fare il furbetto. Stessa merce, stesso prezzo, prima e dopo l'inizio dei saldi. Le associazioni di categoria sottolineano che si tratta di casi isolati e che i commercianti vicentini sono del tutto corretti nei confronti della loro clientela. Sembra che siano di casi isolati perché ormai sono anni che stanno fioccando le multe. Certo che in un momento di grossa difficoltà economica il commerciante può essere anche in situazioni, non diciamo disperate, ma quasi, e quindi trova degli escamotage per poter attirare la gente e vendere. Sì, qualcuno ha fatto il furbo, è stato scoperto. Non riesco ancora a capire come possono accadere certe situazioni. Non è corretto per la categoria. 8 le sanzioni amministrative elevate fino ad oggi su 62 attività commerciali controllate. Le verifiche da parte degli agenti continueranno anche nei prossimi giorni. Sull'andamento dei saldi, invece, le cose non sembrano andare malissimo. Di norma i saldi durano 3 settimane a livelli piuttosto alti. Non siamo ottimisti perché abbiamo visto che con questa manovra ha spaventato gli italiani e quindi la gente vede di risparmiare il più possibile.